Signor Questore, ecco, lei arriva da Lampedusa da qualche istante. Qual è la situazione attualmente sia a Lampedusa che all'hotspot di Porto Empedocle? Quella che tutti possono vedere, ormai sono vuotati entrambi dopo i giorni scorsi in cui progressivamente abbiamo portato via oltre 12.000 persone, e considerate che lo consideriamo un particolare motivo di soddisfazione il fatto di avere accompagnato, assistito queste persone che, contrariamente a quello che leggo da parte di qualche commentatore poco informato e comunque sconsiderato, non sono state nessuno più di 18-24 ore o sull'isola o presso l'hotspot. Voi considerate che negli anni scorsi il massimo che si riusciva a garantire erano 400 preidentificazioni e fotosegnalamenti da parte nostra, e correlativamente questi erano i numeri spostabili ogni giorno. Adesso abbiamo una media di 1100 giornalieri e abbiamo toccato 2008 nei giorni scorsi quando è stato necessario. La gente di Porto Empedocle si preoccupa che può succedere quanto è successo domenica scorsa, che sono arrivati un centinaio di migranti senza cibo, acqua in giro per la città a chiedere appunto vettovagliamento. Una clamorosa bugia, perché non se ne lamenta la stragrande maggioranza dei cittadini di Porto Empedocle, i quali hanno mostrato uno straordinario senso civico perché si sono resi conto. Aggiungo, quel centinaio, è preciso, 189 persone che si sono fatte una passeggiata all'interno dell'abitato di Porto Empedocle. Avevamo in quel momento 7 travolanti e gazzelle dei carabinieri, non c'è stato un intervento richiesto da parte dei cittadini, perché si sono ictu oculi immediatamente resi conto che non si trattava di persone che avevano alcuna cattiva intenzione. E circa il fatto che non mangiassero è un'altra clamorosa bugia. Vero è che, essendo in tanti, al momento della distribuzione del cibo, che viene fatto, ripeto per tutti, da Croce Rossa e in maniera a un terzo, noi ci regoliamo su un terzo più dei presenti, quindi il cibo viene distribuito. Certo, essendo in tanti magari ci può essere qualche momento di ressa o di confusione, anche perché queste persone non sono esattamente abituate alle code londinesi, ma sono un po' più inclini, anzi somigliano un po' più a noi, che a cui le code non piacciono. E allora si sono semplicemente allontanate, qualcuno ha detto fuggite, e dice un'altra clamorosa stupidaggine, dimostrando di non conoscere nemmeno le norme, perché queste persone non fuggono, ma si possono allontanare e hanno tutto il diritto di farlo una volta che sono state fotosegnalate, e quelli arrivati lì sono tutti fotosegnalati. Dopodiché entrano in un bar e chiedono dell'acqua. Se noi consideriamo questo un gesto che ci allarma e ci mette in pericolo, dobbiamo domandarci su quali sono i fondamenti della nostra educazione costituzionale. C'è una preoccupazione anche per questa costruzione dell'hotspot. Si pensi che si voglia fare il bis di Lampedusa. Da Lampedusa vengono parcheggiati a Porto Empedocle. Questa è un'altra clamorosa stupidaggine che mi tocca smentire un'altra volta. Purtroppo ci sono soggetti, soprattutto politici, che soffiano sul fuoco dicendo delle cose clamorosamente false. Il prefetto lo ha già spiegato più volte. Quello di Agrigento è un hotspot, per modo di dire, come vedete, Agrigento, Porto Empedocle, certo. È un secondo punto di passaggio dove semplicemente si fa da terminal per gli autobus. In questi giorni, all'interno di quello che è per ora una struttura provvisoria con tutti i limiti oggettivi che ci sono, benissimo, nessuno è stato per più di 14 ore a Porto Empedocle, di 21-22 a Lampedusa, e sono due cose diverse, perché ripeto, Porto Empedocle è semplicemente un punto di smistamento, perché queste persone arrivano
e siccome devono raggiungere, potrebbero anche andarsene da soli a piedi, ma Sì. lo Stato, proprio per evitare causare problemi di insicurezza percepita dalle persone e di sicurezza per queste persone o per gli automobilisti, immaginate centinaia di persone che percorrono la strada, benissimo, organizza dei bus e li accompagna presso centri, case, gruppi, attraverso un lavoro minuzioso che viene fatto in prefettura e alle libertà civili di distribuzione, dove non ci sono campi dove vengono distribuiti, ma case, strutture di accoglienza, dove vanno per gruppo di provenienza linguistica o di paese, vanno per gruppi familiari, vanno per gruppi omogenei di età, vanno o donne o uomini, insomma c'è tutto un lavoro molto articolato dietro. Vede, c'è una cosa, e io lo devo dire per dare atto ai miei uomini, agli uomini della Croce Rossa, agli uomini della Protezione Civile e agli uomini dello Stato che stanno lavorando 24 ore al giorno certe volte. Guardi, non voglio fare santificazioni, c'è del mio personale dell'ufficio immigrazione che lavora a Porto Empedocle o a Lampedusa, che ha dormito 12 ore in una settimana. E sentirci dire che nonostante i dati, la realtà lo dimostri, perché una settimana fa c'erano 10.000 persone più o meno in una giornata, poi mai più di 6.700 contemporaneamente.